adesso c'è la capita, Maia. Allora, tra Giuletti e Maniretto così che c'ho una mostra. Scusate, ma per quei fituletti così, ma cosa vedete voi che Mi piace. Ma vi piace sta fare? Non vi piace mica? Non vengo manco una casa, c'è manco un strano, non c'è che improgi così, specie di lampati così. No, ma non conosce nulla l'arte, tu non conosci Francese nulla. dici l'abstrait tu hai cercato. L'abstrait, con te me l'artista più castretto è tu via. Ah, questa qui mi piace. Una cucina mi raggio, pitala ti dico. Da cucina, questa qui mi terrà in un cartuccio, questa qui, vedi mica no? Oh, porra. Ah, fina, oh, mi fai giocato con te. Ma oh là là, io guardi bene, guarda bene, guarda guarda bene. Non c'è mi, tutti si formi qui. Vuoi dire cosa? Cioè sta sensibile. E ci fa lavorare appena più Ciarbi da cercare, c'è chi può rappresentare. Ci ha fatto lavorare il cervello, tutta roba. Ma non è mica Ciarbi due. Oh, Busi, Attenti, cosa vai qui? Cosa vai qui? Hai ragione. Attenzione che c'ho con la virus. Ebbene, sai, ho preso pazzo, senza avere la mostra. Un tipo, vedi, l'artista, ha detto che io ero un artista, una sorta che l'ha fatto un imbrogio qui, vedi, qui. Capisci non, capisci? Con tutti i maestri che fanno strade così, se ne attraversa. Un tipo. Come la sai mica? So che è un pittore. Aspetta un po', aspetta un po', la gallina ha fatto un pittore, se c'è un Questo appunto. Non capisco mica, elle a dû dire, tu diveni qui a 4 ore, c'è una mostra, in copiare Paul Marchini, un pittore internazionale, non ci capisci niente. Ma ti ha detto che non è mica loro, ricominceremo dopo. Oh, è una terapia sta fa, a pittura è una terapia. Non ci capisci niente. Le lettere, incantata. Danno gli stessi trattamenti che dai. Oh, è scambiata. No, ma parce qu'on a un côté che c'è un trattamento di shock, non è mica possibile. Ma aspetta, mi stringa mica così. Allô, Fifine? Fifine! Induse Fifine? C'è l'ingorgo, è sicuro, se mi sconfinata, c'è sempre l'ingorgo. L'ingorgo. È meglio che tu ti spiccissi, d'accordo? Ti aspettando. Allez! Ti aspetto anch'io, eh? E quella da essa? Parce que quello vuole un trattamento. E come l'hai letta? Vabbè. Allô, Alessandra, ma non capisco mica, ci siamo dati appuntamento a 4 ore. Sandra! Ma Alessandra ancora, mi lasci parlare, tu non posso mica, c'è una calamità che segui. Alessandra, come un benimica? Ma t'as du poco après-mort de shopping. Et voilà, allez, ça y est, ça repart. Les magasins sont à part, Alessandra, c'est pas si vieille. Di comprare un sacco, un sacco. T'as comprato qualcosa a te la vera? Ah bon? Aspetta, alors t'aspetto subito, capito? Vabbè, hein? E lascia carte di San Giuseppe. Non, non dai più soldi per me, dopo. Eh ben, era ora che tu venissi, Fifine. Aspetta, c'è l'artiste che ci aspetta. Vedo l'ingorgo. Mondo scemo. Ah, mais c'è Alessandra, aspetta, ci aspetta Alessandra, aspetta. Le paradis. Ah, il paradis, mais qua è l'inferno. Ce la fa a te, era ora Alessandra che tu venissi. No, ma Gira, non è mica unità di istruzione, Hawaii, partout a Marica. Martir, file di Hawaii. Eroin traccia di fare shopping. Oggi c'è una mostra famosa. Una mostra di che cosa? Di Pierpaolo Marchini, di Tagalina, ha fatto pittore, Di Tagalina, pittore internazionale, cioè Dio. Oh, Filippine. Oh, ti scontra tutto che di tipo, alla Trionne. Ma allora ti preventi, Alessandra, Pierpaolo non branca mica, capito? Tu t'arrêtes la drague, là, ma cocotte. Oh, tu mi chi branca, so elle che mi branca a me. Allez, andiamo. Non aveva Oh là là. Hai ragione. Devo avere sa fare. Enfin. Era un pezzo che voleva la conoscenza, allora... Già ci piace. Ah, ma di noi ci piace. Ce psychologue e faccio una terapia. La thérapie, c'est toi qui voulais pas la thérapie. Thérapie, on l'a encore, non? Alors, se vi volete presentare così... Volentieri. Allora, mi chiamo Pietro Marchini, sono a Jacino, Galata. Adi a Galata. e ho preso a passione di pittura e a fare mostre e soprattutto a discutere con enti che sono interessati per l'arte e per me rappresenti i colori a Corsica, ma di una maniera
Astratto, ma si capisci? La giusto subito, a vostra pittura informelle, come tu si dice. Un adesso ho sapete, Pierpaolo, italiano, mi chiamato spadaccino. Un tipo conta me di noi, tu hai bisogno di una psicanalisi. Allora io qui, voglio t'appeler Alessandra, dis m'appelle ce que tu risentes. Non, parce que là, paraît tout un joconde, vise toute comme la zélopour, comme la vieille. Oh Fifine, me la che par terra. Si siamo temporale. E io ti dico, vergo un temporale di culo qui, Oh! C'est Marie, scusate, scusate. Ma allora? Tu capisci? No, può essere un temporale dell'amore. O temporale di ma risente Alessandra, a psicologie du personnage, Ouais, è un ouais, poeta su Pierpaolo. C'è un rosso paucore. Figlio, la marica m'ha detto, quando tu eri così, e falli sus, Ma falli confini. Ouais, così, ouais. Ah, ça Tu, va. chi eri? Io ero un bello cazzo. Oh Madonna, fina! Ma no, scusateci, come tu No, ma... Lui fa una pittura, ma una bella caricatura di Eritremi. Ma Astretto. No, ma... Allora, tu capito Alessandra, au pittor, tu passi a cazzo, pas fischi. Scusateci, scusate. Io ci capisco. È un'interpretazione. Un'interpretazione. Vedi un paio di culo qui, c'è caddoni a fare. Facci partite da vita. Beh, io t'ha ragione, Di tutta maniera, un culo a ponza minata. A lei dito? E sapete, sono come a Michelazzo, magni B e voga spasso. E allora? L'astrazionisme, ni uno ci veri ciò che ha unità diversa. Voilà. Parlez-moi plutôt di s'altra pittura qui, alors. Come si chiama questa pittura? Allora, questa qui si chiama Illusion. Ah, illusion, Beh, bella, è davvero. Se tu che l'hai fatto, che tu fa? E io dicevo di chi una pittura risente, chi abita è un'illusione. Abita è fatta di Oh là illusione. là, oggi più il capo, allez. Allora ricomincia, a Freud. O pittore qui, quando ha fatto questa illusione a lui, Ha fatto tutti i condotti di un borgo, pare di condotti maestri. ma basta, Ortu, non ci capisci non, perché che tu dici sa fare, Ortu? Scusate, monsieur Marchini, scusate, Dio mi fratello, beh, auto. Voilà, c'è pas tutto. È un'illusione, Tu sei una caricatura, mica possibile. Che è un'unica illusion e un temporale come te. Ah ouais, è un temporale da vita. E a voi com'è? Ma voi connaissez, la faccia è una marigliata. Ci stai un complimento. Ah, io c'ho un complimento. Per pignata o vogo, è grande festa. E per te, 3 donne in casa e grande in pesta. Sei bello bravo, ma hai detto vieni a vedere per un pittore, ma era per fare pittura nella cucina, non devi mica fare la cucina così quando... Ah non, mais c'est mortel, non, je sais plus me mettre. Perché tu pensavi che Pierpaolo era... Ma ha detto vieni a vedere per la pittura, io devo fare pittura in casa da me. Insomma, il va trouver c'era un buffet, dit un buffet par mania. Dove au buffet? Ouais. Au buffet, dove, monsieur Marchini? Alle di grassa, conoscete le di grassa? Non, ma Villette, ce che dai quando hai tu capisci nemici da pittura. Tu m'as C'è tu, c'è le vernissage, ci sono sempre i petit four, scusami, Ma aspetta, tu hai detto un pittore bene da calata, ma tu non sappiamo più che è andato al Parco Bertò, sicuro Parco Bertò, poi a Etmania. Noi a calata siamo mediante di semplicità, A Campeto Parc Berthaud. Tu allora, di Acate sei passato al Parco Bertò. Beh, farti parte di gioco. Gli detto, ah wow, che sei un poco conosciuto, un po' più staccata. Ci andano in un quartiere un po' grigio. Dimmi appena Petropa, che ni pensarini a famiglie di carabinieri, a tua famiglia se ti vedessi in una cosa così. Allora, Tagliaretti, Memisia, Ferdinand, i carabinieri. E lui, da rete un radio, facci rete per tutta corsia. Per me è un affare di rete di pesci, sono pigliati in denti. hai visto i pesci? Pigliati in rete. Aspetta, un peso di fondo, da me. Mi c'è una bella tredia, mi chiami. A me pare un polpo da avere. Qui c'è una regina. Ouais, ci sono dei gusti di noi, Cerchi la sopra. Si muovono tutti, mi chiami, si muovono. Voilà, i nostri pesci, i nostri l'hanno messa da un tratto e Ditemi anche che pittura hai fatto i vostri toali? Anche l'olio? l'olio. E olio italiano che viene dall'Italia per me. E ti va bene, dicimi così che tu faccio a coltella. Pittura a coltella. Oh, ti rendi conto? E mio babbo, un muratore. E ha continuato un po' a ti rendi conto? Mi dai una orenità. Penso che mi dia lampada in pittura. No,
lascia ancora. A mangiare un pane, Sandra, a mangiare un Non pane. ti lo fa mica, Non sta fa mica che c'è un muro da lì. A mangiare un pane a pittura. Vai lampadì in bar, ma lascia sta abitura all'altra. Se non ti faccio di becco. C'è un po' dappertutto, all'internet, dopo ci sono i mostre, dopo ci sono i libri. A te una bella mostra, questa. Dove siete andati a fare tutte le vostre esposizioni, tutte queste affari? Allora, A Galata. a Galata no ancora. Aspetto un logo a... È vero, è nata a Galata, sono la famiglia Gallini di Galata. Allora, così no, come a Galata l'ha pigliata, mi sono andato in Italia, a Firenze, a Venezia, a Milano, Roma, Autriche e in America di nuovo, a New York. Nata a New York. Ah, sono mica Cadilla e a Virta. La città di Big Apple, ouais, città, la grosse pomme, dice. Amici di noi. Miami, oh, Davide Guetta, Davide Guetta che campa in Miami. Ti dici safari, Sandra, che facciamo in cuteca, tentami. La prossima volta vengo con voi e vi farà tu l'attaché de presse. Ah, e meglio che tu facessi l'attaché de caisse in cuteca, ti dico. Ma ta radio, c'est da pour si fogna, c'est attendez, dai, Di tutta maniera, sono la più intelligente di tutta la squadra qui. Sandra e a più a tutta la famiglia. T'ha un cervello di bianchetti. È vero, t'ha un cervello di bianchetti. Mi cervello da merda. Ma non c'è di billorba, ti sei vista tutta quanta pittura. Sono una caricatura tua. Caricatura da merda di noi. Guarda come c'è la Guarda Milò. E Orso Leone a Bilomba, calmati, calma. E qua che sono armato per te, calmati, calma. Capri una cosa. Ieri un nemico la perché era muzzosa, questa no? Sei portare a me. Tu sei un ragazzo marino, Benedica, ti sei giocato più bene. Poco che giocato. O tipo è nata a gara. Facci i re, facci il pesce, facci i pitture. I porti in Milano, in Venezia, Firenze, in New York. Ha fatto il giro del mondo. E qui in Aiaccio non lo guarda. Allora, cos'è sta allora, fa? Sei io più ti tonti sei di tonti, in no? due sei qui, sei Allora sei italiano. vicino. Vai lui di no. no. Vai a fatti legge tu di no, non capisci nulla. Si è risente che tu sei figliore di umano. Sì, vergo aiaccio, vergo umano. Enfin, vergo, sapete? Vedi nulla, vedi tu, io. Ma è che vergo, Ma spiegatemi a me il suo rapporto in comune. È un fondo lumare. Ma tu sei un peso di vondo, hai capito? Un'opera, E un'unica mucca. Respira, si sente? Campa. Senti come la respira? Campa. Accampa. Campa. Ah, campa. Come noi. Ma ci ho aspettato che tu fossi matura. Ma tu come a noi. Come a noi. E dopo scambia. Ah, scambia di noi. Scambia. Ah, scambia. Come scambia? Ma ti spiego che la pittura è come i capelli a luna, figurati, io scambia. Voilà, e stessa fa. Quando tu faccio un brushing, dopo c'è la mouvement. Allora, senta La me. pittura è la stessa. Ehi, mi trattate di tonto, mi trattate. E più tonto che a me. A fine pittura non parla l'acqua, ci passi io. O per trovarmi scusa. Tu sta appunto di me per farsi fare il qui. Sei un po' tonto. Ah, io penso che mi è tutta come un lumo che mi è cudato il cervello. Ma da lampada una pittura in coino. Hai pure in coino, così. Faccio un pezzo che un lume cudato in un cervello, ma sei vero? spinto, Voglio di qualcosa, a me mi piacciono le vostre pitture mi piacciono, mi assai. Ancora di più che quelli della mia cucina marica, Questa qui, t'as trop cervellante, sei troppo astuta e faccio cagare tutto il mondo, ma si piglia per una grande artista. Noi abbiamo pigliato questo qui, noi, tu le oi. Ma piace questo qui? Questo qui. Ma mi piace per clocito, io di clocito che io, da dire sarà un nostro regalo di matrimonio. un nostro regalo di matrimonio. E beh, andare in munina a comprarti qualcosa. È bella, te, che comprare una mettevano in lista. Ma per troppo, ma fatto piacere, Anche a me. e continuate a fare i tuoi pittori, Andiamo a giocare, davvero. Ma ti gioca la cascata. Tieni ma mica, a bene, c'è prossima, a Sopelia, andiamo, oh, scusa per troppo, Sei appena in ritardo, povero amico. eh no, mia cucina Alessandra mi ha detto così a 5 ore, diventa a 5 ore. No, era 4 ore, tutta la tua famiglia. Sono giunti, Ma che sono sono già partiti.
allora hai fatto scontri di tutta la famiglia? Ah, di conosciuto tutta la famiglia. Hai visto? Mi ha fatto piacere. Sono tutti simpatici. Ma so che, boh, non sono mica tutti in cassetto. Ah, io quelli, cacci scemi, mezzi scemi, non ferma più niente. È una meraviglia la tua pittura, veramente astratto, veramente di una sorta di auto profondo, ciò che ti ha detto la prima volta. È vero. Sorta di auto profondo, si risente che tu sei aiacino in dell'anima, si risenti per tutti questi colori che, come ti ha detto, rileggo o mare. E poi c'è di nuovo. Allora, c'è un affare di tutte le mie pitture, c'è sempre un po' di nero. Ma un nero non vuole mica dire che è un affare triste. Un nero che tu dici così è appena questa oscurità che noi teniamo tutti in fondo, ma c'è sempre solo uno che piglia la strada. So i colori, perché ci sono pittori che fanno i colori di accorsi da natura. Bon. Invece qui sono i colori di accorsi di l'anima. E l'anima si può E l'anima. E allora, temi, noi, tutti i corsi, temi, qualità, e temi lo diversi, e temi la nostra cultura, e un nero faccia parte della cultura. E i colori risultano di più quando c'è un po' di nero. Voilà. E una spesa. E beh, si può Un lume che sorti da nota. Voilà, è vero. E avere così. Ma appena Una speranza. Ma appena, di quando tu hai cominciato questa pittura? Perché, giovane tu, penso mica che tu eri così... Giovanni, pensavo a altre cose. Altra fare. Insomma, se tu pensi allo tagliariti, non mica sa fare qui, pensavo al ballone, pensavo alla pesca. Non è giunto così... È stata una chiama. Io. È stata una chiama. Io qualcosa di. Ognuno si esprime. Voilà. E come non so mica di parlare, di scrivere, a riuscito più facile, a pittura. Ma più peggio che tu hai scelto un arneso di pittori che quantunque per me è grandioso, è a coltello. Bon, c'est mica... A coltello non è mica quantunque data a tutti. No, ma a cortella è di famiglia. A Giuseppe visto mio babbo fa un muratore, e dunque era naturale. Dunque ciò che tu dici è una profondezza d'anima e tutto ciò che tu risolvi di tuo passato e di tua anima. E in più c'è un affare lì che ancora a cortella si può fare pittura e nello stesso tempo scultura. Una pittura sculturata. Diciamo che la tua pittura è viva. Sono tutti in passato di colore. E la pittura è fatta. Per sparto, mica solamente quelli che conosci, per tutto il mondo. La pittura, io sono un pittore di un popolo. Ecco, bravo. E poi voglio dire che tu sei un pittore quantunque assai conosciuto in un mondo, perché è girato ad un teso di che italiani ti chiamano spadaccini. Sei andato quantunque anche sino a New York, si mi pare. È vero. Ha giusto un po' di chance. Come tu si dice, fortuna o sfortuna è affare di luna. E tu l'hai messa giusto appunto. Si può mica esempio lui. Ecco. Italiana di scoparte a pitture e paelli è una pittura completamente nuova. Voilà. E ha cominciato così. Vorrei mica dire che è meglio con altro, ma era nuova. E ha cominciato così e dopo, voilà. Adesso posso dire a nome di Laiacini, noi siamo fieri di presentare in teatro nostro un pittore come te, perché sei figlio di un popolo, come tu l'hai detto, sei corso, Laiacini, e si può dire che i tuoi pitture che girano in due mondi rappresentano la nostra corte, la nostra terra, la nostra anima. E quello per noi è un piacere, ti complimentiamo di cuore, amico. E continuiamo. È fatto di nuovo per far conoscere la corsa
e soprattutto a Iaccio perché Una partura dans tout le monde. ma una partura c'è radio di fraternità e mica sempre come se ni visti all'altro poi mi va di nuovo così bene. Ah, sicuro. Con fraternità e con semplicità come tu dici, può salutare la tua umiltà di noi. Può davvero è un incontro. Scusate, ma c'è un avione che mi aspetta. E dove andare? Già parta in Inghilterra. Bon, a tempo così rappresenta di noi, dice radio, un Montase Gaiacini. Montase Gaiacini. Compagnia di navitura. Sì, è un po'. Montase Gaiacini. Un peonato, spero. A prossimo Petro Paccia. Ciao, grazie.